maestre, buongiorno genitori. La Commissione ha avuto un lavoro difficilissimo quest'anno, sia per la quantità di opere arrivate e per la loro qualità. Quindi è stato difficile stilare una graduatoria, però in qualche modo la Commissione ha riconosciuto a tutti i partecipanti qualcosa. Allora, sapete che, lo diciamo per chi non è della scuola, che il concorso grafico pittorico aveva questo titolo: le produzioni agricole locali nella terra dei Tiepolo, da coltura a cultura, che è la stessa parola latina, del lavoro agricolo. E poi c'era un'indicazione di collegare i lavori di quest'anno, per lo più collettivi, molto collettivi, giustamente, al fatto che il 2019 è stato scelto come l'anno nazionale del turismo lento e molti lavori a questa indicazione hanno saputo con grande verve rispondere. Prima però di procedere in senso ascendente, quindi dall'ultimo premio al primo, dobbiamo segnalare e premiare due scuole che per partecipazione, numero di opere e anche fedeltà a questo concorso abbiamo ritenuto degne di un premio aggiunto di 100 euro ciascuno. Queste due scuole sono, per il maggior numero di classi partecipanti, la scuola primaria Dante Alighieri di Mirano, 8 classi. La seconda scuola, che ha ricevuto dalla Commissione il premio definito proprio fedeltà per la sua partecipazione fin dall'inizio del concorso 6 anni fa, è la scuola primaria Silvio Pellico di Campocroce. Allora, il quinto classificato con un premio di 100 euro è l'elaborato delle classi quinta A e quinta B della scuola primaria Vittorio Alfieri di Zianigo. Sempre di 100 euro va l'elaborato della classe seconda C della scuola primaria Dante Alighieri di Mirano. Terzo classificato, premio di 150 euro, va all'elaborato delle classi prima A e seconda A della scuola primaria Francesco Petrarca di Mirano. Allora, secondo classificato con premio di 250 euro va all'elaborato della classe terza B della scuola primaria Azzolini di Mirano. Scuola Azzolini. Io prima di dire qual è la scuola e quali le classi, leggo la motivazione del primo premio ed è: gli alunni delle classi sono riusciti a condensare in questa tavola, in modo magico e inconsapevole, più idee, più tecniche pittoriche. Si tratta di pittura materica e di collage. Si può parlare di pop art, anche se ingenua, o anche di pittura naif. I frutti dell'agricoltura risultano dorati e luccicanti, quasi raffigurati in un mosaico bizantino. E questa è la scuola Manzoni di Ballò, che vince il primo premio di 400 euro. Evviva! Prima e terza della scuola primaria di Ballò. Bravi ragazzi, brave le maestre. Un applauso enorme ai primi classificati, scuola di Ballò. Grazie per la vostra partecipazione e complimenti per la vincita. Bravi, bravissimi. Bene, con calma possiamo cominciare a scendere. Complimenti ancora, bravissimi ragazzi. Pianino, attenti alle scale.